siamo già alla caccia, diciamo. A 24 ore dall'avvio ufficiale dei saldi invernali, non sono pochi gli esercizi commerciali nel veneziano che hanno provato a giocare d'anticipo, offrendo già in questi giorni condizioni particolarmente vantaggiose. E i consumatori, come sempre, si dividono tra entusiasti e scettici. Io compro sempre l'anno prima per l'anno dopo per il piccolo, così si risparmia e si trova cose di qualità. Bisogneria che avessi visto prima il prezzo di prima e dopo confrontare, vedere se dice la verità o meno, insomma. La roba che è saldata, nel senso, non è quella che ha la qualità giusta praticamente. Secondo me sono robe che si tirano dal magazzino. Quanto pensavi di spendere comunque? Non lo so, quanto pensavi di spendere? Noi stavamo cercando un divano nuovo e il prezzo era intorno ai 1.200-1.300. Ci sono belle offerte, però adesso abbiamo solo dato un'occhiata, insomma. Purtroppo si parte sempre da un budget e poi si sfora sempre. Qualunque sia il budget, l'importante è muoversi con intelligenza, facendo attenzione ai furbetti. State attenti ai prezzi che rappresentino un'effettiva riduzione, perché più volte abbiamo pizzicato negozianti, commercianti, che nei giorni prima offrivano a 10, quello che poi il giorno dopo in saldi offrivano a 10 con su scritto scontato del 50%. Fondamentale poi è ricordare i diritti del consumatore, che sono gli stessi durante le svendite e in qualsiasi altro momento dell'anno. Questo è il consiglio principale che do. Non entrate con la psicologia che siccome pagate un prezzo ridotto avete diritti ridotti. I vostri diritti rimangono uguali come sempre.